Ciao Bragotters! Oggi parleremo di busi, tanti busi, salita, No, salita no. tornanti, gli affezionati hanno già capito, ponti, gallerie, Veneto ovviamente. Robby, va che ti sei dimenticato di dire che oggi parlerai delle donne più importanti della tua vita, quindi magari intrattieni un po' di più il pubblico femminile che te ne hai bisogno. Eh sì, una giusta manciata de mona. Ma cambiamoci, andiamo. Voilà! Perché proprio da Bassano, che ormai avete visto e stravisto, e perché proprio da davanti il suo simbolo, ovvero il Ponte degli Alpini, che al momento è un cantiere? Beh, lo scoprirete solo guardando il video fino alla fine. Infatti, sono partito da lì perché c'è un significato, ma non posso dire tutto subito. E via subito di Rotazoccola, dal centro. Qua a Fontana che va una volta sì, 10 volte no. Tutto bello è l'ossario. Questo è l'ossario da Bassano, in pratica dentro Seppien dei Morti. Però bello. Torniamo a noi. Oggi ho deciso di fare salita. Ma salita vera, Infatti farò un passo piccolino, lo ammetto, che però è stato fatto anche dal Giro d'Italia in più occasioni, e di solito dove passa il Giro non sei proprio così facile. Vabbè, loro passano 40 all'ora, io 8, forse 9 dai, però sempre in su. È un giro che come al solito mi sono studiato sul Garmin e come al solito me lo sono studiato a caso ovviamente, e infatti non ho dato troppo peso al dislivello, anche perché sennò non sarebbe mai andato. Ma è comunque un signor giro di 125 km, ormai fosse che quei. Il problema però attuale è che 2 giorni fa ne ho fatti altrettanti per andare a trovare quei 3 pazzi. Se non avete visto il video dacci un'occhiata, e quindi non so se arriverò mai, però oggi mi sentivo in forma con 40 gradi al sole e la previsione di un temporale ogni giorno per i prossimi 6 mesi, quindi o ancora o mai più. C'è da dire che ciò che mi ha dato veramente lo stimolo di andare a fare 130 km anche oggi è un widget del Garmin. Ho scoperto che puoi farti dire quante birre consumi. Eccezionale Garmin, ora veramente posso perdermi in allegria. In fondo ve l'ho sempre detto che vado in bici per quel motivo lì, certo per tenermi in forma principalmente, ma al manco so che non divento una baetta. Che stimolo è vedere le birre che aumentano, più calorie consumi. Siete veramente geniali. Magari le mappe non va così bene il 5,20, ma il resto va da paura. Quando si dice avere la motivazione giusta, dopo mona. Che bello! Siamo già a Cornuda, un po' come me ex. Scherzo, patatine. Comunque, il passo che sto andando a fare, o che credo, oltre ad averlo fatto solo in moto prima, che era un po' più facile, ha una storia molto bella che poi vi racconterò. Salve, chissà cosa penserà. Ma visto che si parla anche di busi in Veneto sono buchi, che vuol dire anche un po' mona. Sì, insomma. Sottopassaggio. Direi che non mancheranno degli spunti interessanti per farvi vedere delle vere gallerie. Ci siamo capiti ragazzi. Tanto per cambiare sto attraversando il Piave, e quindi il Piave mormora calmo e placido al passaggio. Vabbè, insomma è sempre quella là. E tanto per cambiare passo per Valdobbiadene. Cos'è? Fermo a bere subito un bianchetto e andiamo dalla cameriera carina. Non mi ha mai contattato nessuno. Dasimi il suo numero. Dai, sono un bravo toso. Ciao Valdobbiadene. Magari dopo, dai. Fisso sull'obiettivo che mi dice il Garmin, che al momento ho già consumato 4 birre e 3 quarti. Quindi oggi giornata birrette, Vineo no. Le ultime parole famose. Ma ti guarda vin, che vin dappertutto. Ma vin ovunque. Ma cosa succede qua in Veneto? Tocco de terra, vin. Un altro tocco de terra, vin. Un tocco de terra, vin. Ma che bello. Ma che popolo meraviglia. Po' de saita, un tocco de terra, prosecco, automatico. E come al solito sorge il problema acqua calda, che è finita. Devo trovare una fontanea, che sei 40 gradi tosi. Non potevo andare stamattina ai sie. Sì. Ehi moto. No, era un'ape. Dammi uno strappo. Che fatica. Guarda vin. Sono motivato dal vin. Mi sa tosi, ho fatto male i calcoli qua, perché da un po' che vado in su. Ma io avevo calcolato che doveva essere dopo la salita. L'importante è partire piano e andare su col proprio ritmo, senza strafare. Dai, adesso in piedi sui pedali, Robby. Scatta. Dai di frullare. No, sta a sentare. Sarà una fontanea. Niente. Adesso mi lancio nella rosta, come nudi e crudi. Bevo l'acqua sto mai 2 mesi. Certo che ogni paese è quasi buon per il vin. Sarà un caso. Chiaramente se vado fuori rotta anche in salita, col cazzo che torno in drio. Tanto arrivo in cima. Ti guarda. 200 cese, neanche una fontanea. Cimitero? Maria, so qua. Sì, beh, sbattitene dell'acqua. Guarda che curva. Una fontanea. No, ma chi se ne ciava? Siamo in discesa, Robby. Non pensarci. Arrabbiata 1, arrabbiata 2. Ma quanto è bello. Ciao. Andiamo in discesa sempre 52 all'ora. Vai Vale, tienila qui stretta. Occhio e buse, allarga, stringi. Giù il ginocchio qua, fuori dalla carena, giù sui manubri. Madò, che caseria. Ale. Occhio. Gerin. Bravo. Beh, ci stava, se sei più forte c'è poco da fare. Superato un fiorino di scioltezza. Bellissimo comunque, sarebbe quasi da tornare su per fare rifornimento dell'acqua. Quindi dai, mi giro e torno su. Che sboro col cazzo. Occhio lì. Sì. E che fresca. Mi sento quasi in forma. No, una birra che vuoi. Se c'era uno schito nella GoPro mentre facevo la discesa è perché vado troppo veloce, i moscerini si schiantano contro tale potenza. Piccolo aggiornamento di servizio, solo per farvi sapere che il Garmin indica 10 birre consumate. E devo ancora berla prima, sì, sono alle pendici del passo San Ubaldo. Detto anche San Boldo. No, che poi sembra che dico bugie. 10. L'aperitivo. Via vergine, cominciamo a salire ragazzi. Subito Robby Segan. No, dopo. Nei tornanti. Dopo
parlare dei tornanti. 18. Vai Mona. Sì, è vero, il Passo San Boldo ha 18 tornanti, anche se in realtà quelli che a me interessano sono gli ultimi 5, che sono dei tornanti scavati nelle gallerie. Non so se ho detto giusto, o sono delle gallerie scavati nei tornanti. Beh, insomma, vi capio, no? Ecco, quando arriverò mai a quelli, se mai ci arriverò, darò loro il nome delle donne più importanti della mia vita, più o meno. Fa scherzo? Forse no. No, dai, 18 tornanti così però, perché moro, piano Robico, calma. Vai Mona, sì, hai le tue idee, i tornanti, il tuo cuore, i tuoi polmoni, vai Mona tutto. Senti che freschino. Mamma, stiamo qua all'ombra, basta, basta, scampa. Scampa! No, dai, no, Saita, no. Cosa ho fatto venire di qua? Tornante 13, comincio a vedere madonne, nel senso che l'Aghes è un capiteo. Odio i tornanti al contrario, in ordine decrescente, perché sai quanti ne mancano? Infami. Comunque so già di morire, veramente, sono partito troppo in pompa. Sì, però guarda qua. Roby Segan. No, Ario Dogevari. No. Eccolo! Vabbè, proviamo dopo. Eppur sì, in moto, me lo ricordavo più facile. Comunque è veramente bello sto passo. In moto intendo, in bici c'è da morire. L'ha detto anche Sinna in un'intervista. E lui sì che ne sa. Sinna, se non vi fidate di me, fidate di lui. Bravo Toso. Faremo anche un video insieme prima o poi. Se non moro qua su, cosa molto probabile. Tosi, comincio a vedere le gallerie. Sì, ma sono morto. Ma sei lassù? No. Ma perché me lo ricordavo in discesa? Forse perché lo avevo fatto in discesa? Venendo su ci sono anche le fotografie di quando è stato costruito, con i muli, con i Gruber, i Maffei, gli Zulian, che portavano su le rocce. E me quando andiamo in montagna non mi aiuta mai. Maledetti! Prima ve lo faccio vedere da sotto, così fa anche pausa. Ogni scusa se buona. Come vedete ci sono 12.000 gallerie, in realtà sono 5, e in ogni galleria c'è un tornante, ed è la particolarità principale di questa strada. Ma prima di raccontarvi la sua storia, e lo farò dall'alto, che così ho la scusa per arrivare in cima, ho deciso di chiamare ogni tornante con il nome di alcune delle donne che sono state fondamentali nella mia vita. Sarò un genio. Andiamo a fare sta cazzata. Visto che galleria in Veneto è sinonimo di buso e buso in Veneto è sinonimo di Mona, partiamo dal primo tornante e dalla prima galleria e dal primo buso, e non può che essere un mio turbamento femminile adolescenziale. Tornante Adriana Bima. Sì, sono gasatissimo. Quanto mi hai sconvolto i sogni da piccolo con quel passo felpato. Ma che freschino dentro le gallerie. Quanto eri bella. Ma torniamo un po' verso più il presente e al tornante numero 5, al buso numero 5, non posso che dedicarlo a lei. Tornante Emily, con tanto di eco. Emily, arriverà il giorno che te becco Bassan e te fo imbriagare. Senza tuo Mario magari, no? Porto Ugo, hai anche il cane, li facciamo accoppiare, poi ci accoppiamo noi. Ma che non sarebbe male. Con gran cucco. Aspetta che arriva in macchine, devo fermarmi. Infatti il Passo San Boldo è a senso alternato dato da un semaforo posto all'inizio e lì sotto. In bici ovviamente mettetevi in parte se vedete che stanno venendo giù. Non sono ancora così veloci da salire, più veloci delle macchine e delle moto, quindi fate i bravi, che poi ogni scusa se è buona. Semaforo verde, ripartimo. Quasi fatta la cazzata. Ed ecco un nuovo tornante. Lei è la mia donna ideale a livello fisico. Non la conosco purtroppo, ma se qualcuno avesse il numero me lo scrive in privato. Tornante Raven. E a te dedico anche una bellissima impennata Raven, che è ciò che si impenna quando ti vedo. La mia manina qua ti ha dedicato tanti di quei calli. Quanto sei bella. Magari sei una stronza, ma non credo. Mamma che bella putea. Ma non molliamo. Questo ragazzi è il pezzo più duro. E hanno anche cancellato le scritte del Giro d'Italia. Qua c'era scritto viva la viva la Mona, scusate, in grandissimo. Ed ora al penultimo tornante passiamo a colei che considero la donna italiana più bella che una mamma abbia mai creato. Aspetta che mi muovo qua. Ed è tornante Miriam Leone. Miriam, sappi che sei veramente un tocco de patata, Mona, insomma un tocco de bella donna, mai visto prima. E se vuoi la spegni? Io so di essere nato bruttino, però ragazzi, tu come fai a essere nata così mona, così buona e così patata? Aspetta che sei verde, piazziamoci qua un attimo. E manca l'ultimo tornante, signore e signori. Sono quasi arriva. Guarda, ma dove sono? Che meraviglia. Dopo aver fatto passare le macchine, eccovi l'ultimo tornante, l'ultima galleria, l'ultimo buso. E la dedico a colei che mi ha reso uomo, mi ha reso un adolescente adulto e mi ha svezzato sia il cuore che altre parti intime, che magari qua adesso non vi racconto, ed è proprio lei. Tornante Sasha Gray. Io non so quante te ne ho dedicate e ti sei messa a fare la DJ, ma torna a fare quello che te facevi, fidati di me. Quanto eri incredibile. E so a memoria i tuoi video. Beh ragazzi, senza far fatica sono arrivato in cima. Ma aspetta che torno giù al primo tornante e vi racconto la storia del passo. Guardate cosa faccio per voi. Torno anche giù un po', solo il primo, e dentro in galleria non potremo fare dai camion, dai moto, fermiamoci in parte senza disturbare, vicino alle bisce. E ora vi racconterò la storia del Passo San Boldo. Voilà! Il passo che vedete era un importante collegamento fra la Valbelluna e il Trevigiano, ancora forse salente all'epoca romana. Infatti, oltre a pastori, mercanti e pellegrini, veniva attraversato anche dagli zattieri, che altro non erano che conducenti di zattere che risalivano il Piave e da via Fiume dovevano tornare via terra, insomma. Ma nel corso dell'Ottocento ci fu la necessità e la voglia di un percorso più agevole per tutto sto bordello dei passanti. Ma i lavori non cominciarono prima del 1900.
1914, lì intorno alla guerra, insomma. E i lavori furono coordinati dal genio militare austriaco, ovvero dalla task force lì dei Kruki, che con un impiego di forze incredibili, non vorrei sbagliare, ma con l'aiuto di 7000 persone costruirono tutto sto casino in 100 giorni. 100 giorni. 100. Tant'è che è anche chiamata la strada dei 100 giorni. Ma prima ovviamente di raccontarvi la morale della favola, che tanto favola non è, io direi di passare al mio momento preferito. Sì. Andare al bar ovviamente. Ma no, ma come sarà? No, disdetta. Ecco sì, sto cartello lo spiega meglio di me. Incredibile. Vabbè, ma non ci incischiamo, andiamo in cerca di un'osteria aperta qua. Proviamo questa qua su. E attenzione, ancora un po' di salita, super ripida. Hai tutto, Roby, ormai si riva. Sì, a metà giro, te lo ricordo. Vai su, gasato qua. Madonna, il com. 20 metri, ma fermo il com. Oddio, scopa. Fermate. Aperto. Dove è aperto qua? La birra. Come non detto, chiuso anche qua. Andiamo in cerca di un'osteria. Ma ti dime, se devo fare tutto sto bordeo de fadiga, arrivare in cima e neanche un'osteria aperta. Non è neanche un bar aperto. Siccome ora c'è la discesa, penso, spero, mettiamo sulla max, ragazzi. Ci ho messo un attimo, sì. Ed ora con la nonchalance che ci contraddistingue, se mi vede per strada pensa che sono matto. Giù sui manubri, ragazzi, e vediamo quanto tempo ci metto a perdere la GoPro Max. 2 minuti. Mado! È bellissimo andare in discesa, è bellissimo. È per quello che prendo gli impianti. Ma vabbè, è talmente bello che pedalo anche andando giù. Ma chi siamo, Roby? Che meraviglia! Un po' di arietta. Ma vai, gasato qua. E siamo nella provincia di Belluno. Su i piedi sui pedali. Spingi! Vai, Roby Segan, vai! Voglio un bar, voglio una birretta. Ma quanto bene va la mia Villiera anche in discesa. Ma che meraviglia di panorama c'è davanti a me. Ma quanto dura sta discesa? Spero all'infinito. Eccolo! Giù, ovetto! Madonna, la Marco Pantani! A quanto sarò? Non ho tempo per guardare! Vola, Roby, vola! Frena! Senti sti freni a disco! Arrabbiata uno! Sinistra, a destra, giù ginocchio! Giù sul manubri! Bellissimo, bellissimo! Ma sei già finito? No, non è vero! Ancora giù sui manubri, Roby! Spingi! Punta il com in discesa! Frena! Gerin! Occhio Gerin! Bellissima! E anche questa puttanata è fatta. Oh! Simon, vieni qua, Simon. Albi, vieni qua. Dove avete lasciato Zulian? Ah, eccolo, guardali qua. Tutti e tre, i miei compagni di merende invernali. Certo che quello più brutto è veramente Gruber. Sei proprio nato in una contea. Non farlo offeso, dai. Non farlo offeso. Ma ripartiamo, va. Guardate che meraviglia. Che spettacolo di panorama. E ho ancora discesa, Poca. Fighissimo qui. Se penso che so solo a metà giro mi viene mai. No, ma come salita? Ma come? Ma perché? Come tornanti? Ditemi che è uno scherzo. Roby Segan, prima o poi. Ma che triste è arrivare in cima. Trovare le osterie Sarae. Sapere che il Garmin ti dice che puoi consumare 14 birrette, andar su e trovar salita di nuovo. Ma no, dai, no, maledetta volta del sport. Acqua idonea al consumo umano. Speriamo bene. Ma che fresca! L'acqua fa ruggere e smarsirsi i pali, però ogni tanto, che se tutte le osterie Sarae. Ma che meraviglia di panorama sono le Dolomiti Bellunesi. Abitiamo veramente in un bel posto. Andiamo a bere sta birra, per favore. Dopo un po' di cazzeggio mentale, mica se parte la testa quando vai in bici. Visto che siamo all'NTI, io direi che all'NTI una birra mi schienai. Eccoci qua, al piacere. Speriamo. Ciao, posso chiederti una birra media bionda, per favore? Sto qua fuori, grazie. Oh, che bello. Oh, grazie. Grazie mille. I fagioli, che buoni. Oh, la Forst, che buono. Salute, ragazzi. Con vista Dolomiti. Birra media, crostino di fagioli, 4,20 €. Vabbè, ciao Veneto. Sparichiamo, andiamo. Ciao Ste. Vabbè, dopo una birra da mezzo, non so quanti litri d'acqua bevuti e non ho mai fatto pipì, facciamo questi 50 km che mi separano da casa. Sono in questi momenti che maledico. No, non si fa. Anche se no. Vai in mona, Roby. Che bello sport il ciclismo. Sono leggermente stanchino. E tanto per cambiare, piave, mormora, calmo e placido. Oh, basta, voglio andare al mare. Domani vado a Jesolo. Ho deciso. Oh, intendevo in moto. Tanto un lavoro no GoP. Ah, bon, ben cari. Sono di nuovo in mezzo ai cani e totalmente fuori rotta. Ok che ho l'indicatore delle birre, ma non posso continuare a perdermi in questa maniera qua. No, vabbè, strada chiusa. Devo tornare indietro. No! Che poi mi perdo, ma vado anche in salita. Bravo, Mona. C'è da dire che mi perdo sempre in mezzo al vin dappertutto. Che bello. Il Veneto. Fotore un po' di aria e baie. Bene, ragazzi, dopo un fuorirotta importante, va bene così, alla soglia del 120° chilometro e della 23ª birra virtualmente bevuta, ricordandovi di seguirmi su Instagram questo qui, se volete interagire con me attraverso le storie, soprattutto vedere il lavoro che faccio o che facevo, e di seguirmi su Strava questo qui, mi trovate cercando Roby Bragotto, così potete vedere che i giri che faccio sono reali e non dico bugie, perché ho deciso di raccontarvi la storia della strada dei 100 giorni e di un sacco di mona rapportata al ponte degli Alpini di Bassano. Ciao.
ciao. Voilà! Perché trovo incredibile come l'unione di tantissime persone per un unico scopo sia in grado di fare qualsiasi cosa se lo si vuole realmente. Hanno costruito quella strada in 100 giorni. Tutto quel bordello lì. E poi mi ritrovo qui davanti al simbolo della mia città, che è in ristrutturazione da più di 4 anni. Fa male sia come cittadino che come amante di questa bellissima città. Quando del senza abitanti. È solo colpa della burocrazia o perché non lo si vuole realmente? Io davvero non lo so. Ma so solo che una cosa sembra distrutta può tornare come prima e meglio solo se si combatte a fondo per essa. Che dite? Proviamo a infrangere il numero di like per questo video e vedere se il messaggio riesce ad arrivare a chi di dovere. O non si sa mai, magari sei la volta buona che lo finisse. Sì. Voilà. Vado in ferie a vita. È più facile arrivare in moto. Ciao Jesolo. Voilà. Sì, sono ancora qua, è sempre senza accesso. Vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto cliccando su iscriviti e attivando la campanellina. A voi non costa niente, a me porta il beneficio, più siamo meglio è. E soprattutto guardate la descrizione di ogni video, in quanto trovate tutte le informazioni che mi chiedete molto spesso, con tutti i link di tutti i prodotti che uso. Dateci un'occhiata e cliccate come dei pazzi. Grazie ancora a tutti ragazzi, ci si vede presto, ci si vede alla prossima. Sto giro non so quando sarà, davvero. È un po' complesso per me mantenere un video a settimana, soprattutto per problemi economici. Non ho neanche una cusina, ci impiego troppo tempo sia a farli che a montarli, ma ci proveremo, altrimenti aspetterete un po' di più. Ciao! Ah sì, quasi dimenticavo. Questa birretta la dedico all'unica vera donna della mia vita. Colei che ha saputo crescermi come mi ha cresciuto e soprattutto che è riuscita a sopportarmi e non so come abbia fatto in tutti questi anni. E che ha dedicato la sua vita a me. Salute mamma, questa è per te. Tipo hangover?